L'opio si usava per fare il zoo soqui e zoo aibò. Come chiamavi? Il gioco? Il dogo, per dirlo più, il dogo. Sul piave. Là. Si viene fuori opio da fare il dogo. Dogo. Per mettere sul codice. Dogo, non gioco. No, zoo, come dire. No, mi si dice il dogo. Dogo. Solo il dogo delle vacche, solo il dogo di bo. Perché le vacche fanno differenza di quelli di bo. Perché? Perché per le vacche basta di piccolo. Per i bo vuoi abbitarlo. Che aveva visto che amico era a casa, ma non me lo ricordavo. Dopo che il tipo fel. Il tipo 6 era quello un timon. Un timon con una carena piccata. Che dopo si picchia a un'altra carena del dogo, del chiaro di bo, per fare una... 2, 4, 6, 8 pariglie, per fare la pariglia per arare, no. Non si era come può subire. Poi a 4 sì, la pariglia insomma. Era dogo, tipo 6, è vero, che era l'ultimo che portava l'altro. Ecco, e questi qua erano fatti con l'oppio. I veri doni erano fatti di Gadia, cioè i veri Timotei. Timotei di Gadia. E cercare sempre che sia stata una praga. Come una praga? Perché sennò andava fuori dall'arco di ferro che è il dogo, andava fuori e non era il mezzo, non aveva la possibilità di mettere un forarlo, per mettere un'altra persona, sa che l'hai fatto come punto e loro, non che va a piccare, è loro, va a piccare, era trovando fuori la praga giusta, poco lavoro, se picchia a caena e il tipo che era fatto. E altri egni che usavi, non so, per fare i vestei, per fare per fare stei i segar, per fare i mani i segar, per fare i restelli l'opio. Dopo la barra del restè? Sì, e il petene. E i denti di Gadia. Quindi manego di Segher, manego di Segher, petene di opio e denti di Gadia. Chi li faceva? Anche bicchiere, si bicchiere di tortelli. L'inverno? L'inverno, sì. Famosa. E se no giochiamo su una corona di bestie e il pianeta fuori anche. Altri usi di legno che avevi, altri legni che dunque. Questo va bene. Come Ato è mega detto, a barca è mega detto, che non abbiamo già visto. E a barca chi la faceva? A proposito? No, la barca ne ha fatta da uno che sa fare il mestiere. Dove qua è a zona o a Crompari già fatta? Non mi ricordo, no, la Bitea Negrizia. La barca la Bitea Negrizia, ostia. Ieri uno famoso che aveva solo un artigiano che faceva barche, sì. Solo barche, ma non mi ricordo il nome adesso. Vabbè, non importa, bene grigi. E dopo che continua a fare barche ancora con tocco? No, perché io via dopo barche nuove non ho più visto. Barche nuove, perché la pera cominciamo a mancare tutti quanti. E quando la pera a Piava l'aveva portata via tutta, non interessa se pigna che la barca. E anche perché dopo che era anche manco acqua. E dopo che era restava anche manco acqua e dopo si sapeva difendere appunto, si sapeva il tempo quando correva gli uomini poi io portare da sola, adesso i portare da sola. Sulla l'Ardene? No, non sulla l'Ardene, sono come piano. Sono come piano, si sueri. Si sapeva. Il pugliere dei gaini non gliel'abbiamo fatto intera, gliel'ha fatto solo a platini. Perché? Altro nuovo che i gaini che era la polina sul piave. Era da pronto. Nessun dietro che era. E anche per i ladri che non fa E anche per i ladri, ma gli ha fregato stesso. E come facevi? Col solfero. Ah sì? Gli ha buttato il solfero basso, io me gli ho cattato il solfero intero. E io gli ho indormentato, quando gli erano fare tocco che è intero. Ok, e ora l'idea, prima di arrivare a Esattere, ritorniamo sempre sul piave, i pesci, che valti pescavi tanto. Cosa innanzitutto pescavi? Con la codetta. Come? La codetta. 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 Quel codette. Coda piccola, codetta. Ma sì, una roba così grossa, fatta con l'entrata. Grossa 30 cm, 30 40 anche la diametro. Con un cerchiello davanti di legno. Che legno era? La Sanguanea. Che la Sanguanea che è stata a meglio. E dopo? E da Rio quanto? È stata lunga 1,5 metri. 1 metro e 20. Aveva 3 spaghi che facevano un boccariol, lo andava dentro, come una nasa, insomma, sa una nasa. Sì. Ma la nasa di tutte è sanguanea? Sì. Perché da Rio era di rete o di cosa?
No, tutta lavorata era un pornografia. Qualcosa di lavorato. Qualcosa, cosa dei gianni diverso. Siamo sempre? No? Quel filo, quel vero cotone, Qua canavo. quel canapa, ma lui aveva anche i suoi attrezzi che non mi ricordo altro. E avete? E l'avete. Non aveva che l'avete. Come su- E era qua fino da 4, 10, 7 anni. Poi fate cucita qua, È una vita? qua avanti Sì. più o meno. Sì. De legno. Che legno ieri per fare una rete? Ostia, il bors. Come si dice? Il bors perché viene sulle montagne che la gente. E dove trovavi i altri? E in su tutto se vuoi. Fa mani che abrito e in il bors sulle montagne. Il boss. Gli dizia bors. O bosso, bosso. O boss, per dietro se gli dizia boss. Mani che abrito, insomma. Era fatta con legno, ma mani che abrito. Col legno del manico del brito. Sa che non è un particolare, ma non è capito, la mia non è io così facile, ma ha preso non è io duro, non è io forte. Boss. E era buono, io si faceva sia... Lui si faceva il Bartoel, lui si faceva schirai Ecco, ma io quello che mi ha spiegato adesso si chiamava a codetta. e codetta. Codetta. Menzionava tutto il piave e codette. Che sarebbe stata a Nassa praticamente. Ma sì, non sa, che ne attendua alla piena del piave, dove che il piave magna. E allora lì, prima impiantava un paio, stavano insieme a riva, impiantava un paio. So come da io che era un cerchiel, metteva dentro questo paio al cerchiel, a un certo livello, con un vermo dentro liga, Comunque la codetta ieri sì, ho capito, non vermo, ieri in maglia di Andrea. in maglia, tutta in maglia. 3-4 cerchiei, Pigdadrio. Nari 3 cerchiei, 3-4 cerchiei. Un Bartoelli. Ma senza arco a Bartoelli. Senza arco a Bartoelli. Sappiamo che solo che è il tocco di Bartoelli, senza l'arco. Dentro gli picchia questi 3-4 bici da codete, gli bici da codete, gli bici da pera bianchi, gli bici che sono via così, non so se avete mai visti. Tutti intorno così. Bianchi in Turquai. Dove Su terra, sai uno che era il posto della terra per questi bici, non li voce nei mocatari, e poi uno gli gira lo spavo dentro, e mette lo queste codete, e dentro, e ne a levare, che te ha pide uno non trova mai dentro, ma da chi o chi è meglio, chi? Barbie, gran parte, Barbie, è meglio peschi che non la insomma. Ovvio. Ma restando alla codetta, dopo l'ingresso, che era un restringimento, Sì, lui non può qui viene fuori con dentro. perché aveva una bocca, Cornato a mangiarsi i bici, lui era già sera. aveva un boccaglio, cosa che Sì, chiamavi? come una specie di Bartovella. Cosa che chiamavi? E Bocchin, Il bocchino. Perfetto. Bocchin. E Ecco. dopo che era che Moscarioe, Cosa sei questo? e Moscarioe, Moscarioe. Moscarioe. Moscarioe è una specie che chiamiamo per questo, con 3 zampe, che una volta che metteva la presa del succo, chi che lo aveva intera, e metteva Moscarioe con l'acqua dentro tono che teneva l'acqua, quel buso, perché era il buso tipo Bartovelli, la Moscarioe, e poi che andava a mangiare il succo, alzandosi, che stava sul liero, perché sarà, no? E che io sull'acqua e moria. E allora con quei là si portava sul piave di farina sui sfondi, e tu a tipo Bartovelli, là dentro il pesce. C'è un pesce che vuole. Quindi, Par mosche, invece parte mosche e pesce. no, quando io doperei sul piave, le femmine io doperei per ciapare il pesce. Ah, ho capito. Ma se io doperei sempre sul piave, no? Ok. Che va il pesce. E con i moscarioe che pesce andava a fare? La CP marcando, Marcando. marcando il pesce azzurro, no azzurro. Sai che dicevi? Marcando. Pesce ore marcando, Pesce, Ore. ore, due parole sì, e marcando. e marcando. E due pesci diversi. Diversi, per pesce più finti che altro, ma dolce per pesce Pesce e ore è più buono. buono. E se più dolce è marcando, perché marcando a calamaro. E se sia buono marcando. Pesce, ostia, spettacolo. E qua che c'è la trattoria marcando. Ma sei un buon pesce. Sì, chi che è piano? Da tanto spin. No, che spingo, se mangia tutto. Piccolo e marcando. Marcando la se cosita, se lei che parla boccando che si frega, che spettacolo marcando. Però che ancora la punta è ancora fare i uovi è buonissima. Ecco affitto calle. Massa russo, in volta che veniamo qua a rompere le scatole. Ah, beh. Tanto fa una già qua. Bravo. E ora il moscarioe e dopo. E all'inverno andiamo con schirai, a Barotto,
E schirarmi non ho ancora capito bene, mi spieghi come vedi. A schirai che è una cosa sua, c'è un gran porticato, Quanto grande? che era la circonferenza che parlava 1,5 metri. Sempre tenuta da un cerchio? Sì, De- no, non tondo, Tipo fatto Bartoele? tipo Bartoele, Un cerchio così? un cerchio, semicerchio. un semicerchio, tipo Bartoele. Sempre che Io che va una stanga sul mezzo, stando in cima sul sotto del piave o della griglia, che è la griglia che passa, si mette, se va da sola 100 metri, se furiga con degli altri sulla terra, sull'acqua sotto, e schiai il nuovo all'insù, non all'ingiù, poi se va in giù e va dentro, sotto schiai, si tira su. Poi se viene da passarsi Quanto via. largo era questa imboccatura? A 1,5 metri di boccatura e lungo 3 metri. Sì, sì, andava in stretto. E in più se veniva con l'altro, si Si, si piantava l'acqua intera, dove si sapeva metterla, si metteva per esempio, sono tirato. Guarda che sia a Barotto e anni diciamo. Sta caverna. E sotto era il pesce, si metteva qua, la casa furiga, tira su, bisate. Ma dopo per tirarlo su, era sto bastone, lo tirava Si sta, quelli che non c'era lì, uno solo ce l'ha già fatto. già. Qui era del Seguer che pesava poco. E, E anche del Seguer Salvarico, no? Del Mestico. sì. Perché il Seguer Salvarico pesa manco del Mestico. E due di più? Beh, per pescare due la figa vuoi, quello che è il mondo di una figa vuoi. È tutto il mondo di una che conserva legno, insomma. E invece il cerchio cosa gli era fatto? Che legno È era? il cerchio con un stropon, Di stropa. che stroppa. Oh. Un po' lungo. E dopo, oltre a schirare, cosa che era? Qua gli altri attrezzi che operavi? A NASA, A NASA che gli era fatta come? dei vimini come che hai tu, e le sanguinee. Sì. Se scendere è meglio sanguinee che belle pedalline fine. Che come si fa che a 7 anni, 8 viene nasse. Fate. Sono io qua che non vedo 15 che ho visto fare una NASA, sarà io 50 aveva la NASA, l'ho fatta me. L'ho fatta in Staian, in inverno, non teniva tutto di io, ho fatta andare a trame, qua era difficile che fare sanguinee qua, si stavano qua. E come la faceva? Sempre un'imboccatura quanto larga? Ah, via, che poi a me la finora, prima che fai, diciamo, il boccuggio, il portico si dice anche. E dopo sul portico si fa la cavalca, se che vedi che va a fare la panza, che via fai? Non ve ne gagna che una fa? No, Fai una fotografia. no. Non riesco, Ah, era bella arnese. non riesco a mostrarsi le mie che ho sul sito, insomma, non le mie, quelle che ho fotografato sul sito. Sì, fa da ferro, Le ferro. io fa da ferro, io l'ho visto fatto da ferro. Io casomai se avessi un buon farne ancora. Sì. Per farne una, Per mostra. Per mostra. No, no, comunque mi per farla mia, sono massa come Io non farla. ho capito che siamo No, bisogna procurare, prima che vuole estropiare, per fare il portico, il buchino, il primo. Dopo il primo sa che va in pila dentro, qui per fare tutta a ritomba, che ho la gonfiata del panta, ti non ti hai visto i nasi che fai lì? Sì, li ho visti, sì. Mi so, cuore vivo, quei 20 piloni e fini, fai la resina, insomma, quando per lei fai lo spago come tanti. Ovvio, comunque nasce, ma c'è Il bigliere è come una specie di, sai, chiami che fa festi, anche festi ho fatto me. Sì, ho fatto la carriera per farmi fiori, ma sono imparato le carriere, Ma io che mi impara tutte tutte le imparate che canaglia. Stando dentro. Facciamo i Il tuo fiore canaiai, l'ho fatto per fini, che qua io sarò in prestito una ventina o No, 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 se io ho la punta perché con con il Seguer, buon, ho fatto in 7 finché ho trovato due giri in via, non era facile gli anni là, perché il fiore aveva mai 40 anni, no? 38 anni io, Ho fatto spasito, è buona. ho fatto il carretto per cura il boccia per il cortile, quando grondea, lo hacía e spingeva, tutto fatto. La carretta perché fai la pipì a po' per il muso. Restiamo agli attrezzi da pescare. Oltre ai nassi, cosa che era ancora? Nasce era Bartoel, Bartolè? perché anni là era Bartoel. Sempre fatto La rete mi non sono mai dato, neanche non ho visto i nostri in arco a rete. Lui andava qua rete. No. Da dove iniziavi ad operare? Il Pisore? E rete io ecco penso, verso il punto dei piave, verso dove entra San Donato e hai dopo le reti. Qua invece Qua era pericolosa perché erano piccolati, perché era batteria, che era in linea poco di tirare qua. no. Era sporca su una piave. E dopo altri attrezzi da pesca ancora? Il canif, Cos'è il canis? il canif delle rida. Se lo fa quel cane,
quel cane cargane, Così. non cane di Indie, che altri cane, Non cane vere. non cane vere. Era qua. No, lì diciamo cane cargane, cane di Indie, cane vere. Cane vere, là. Vere. Ma non si dice cane vere, cane cargane. Cane cargane. Sì. Cargane. Cargane. Cane cargane. Che qui, che sia cane vere, qua si dice cane vere. Era poi come se fosse. In via PA tutte le foglie. E ora si chiapea, si metteva un paio lungo 2 metri, anche 3, e si liga qui nella ligare col ferro, una pura all'altra. Dopo più avanti, anche 20 schei, 30, un'altra liga di ferro ligasse da pallora. E si strinse, perché la canna a finisse in punta, che è una canna che finisse in punta, no? Man mano che se chi veniva avanti a fare una roba, gli feia l'arco da venire su, finché sulla punta di 3 metri, che grosso modo 3 metri, noi la via 4. Andava a finire, là via sarà completamente tonda. Ora qui andiamo messa, c'era il piave, no, sempre non quando il piave era in piena, parliamo quando il piave è normale, che va via liscio, in maggio, in giugno, va via liscio. Allora invece attendua Palciù, Ma dove che piave veniva? se non so se gli hai visto il peschiere dove i mulini che salta il pesce. So. Ah, ho visto che roba. No, mi aveva contato quelli di mulini. Non l'ho visto? Non mi ha visto. Non può accompagnare via fuori. Veniva la cascata di acqua che aveva su queste cane cargane. E il pesce con l'idea l'acqua e pingo lo scampea. Ma poi grosso, arriva in cola, e ogni mattina partiamo via me un uomo o me hermani o chi che ne è, veniamo là con Ma Questo- guarda che lo metti là perché vai a mangiare, perché sennò quello invece là- così domando ma Ho detto che i volevo più giocare- buoni, no? un I buoni festo fino a di- fate questi qua. le pesce. Sì, È buono da anche a fare. fin domani così. E se c'era anche la lontra una volta, adesso non è qui, Anche qua, io ero all'ombra. si sa. Più. A mangiare 8 pesci da 7, perché era slodra, quando che diciamo slodra, non l'ontra. Poi dietro non era la slodra. A cavalli? No, l'odra. Slodra no, lì. Era lì nei canali tutte le teste, a mangiare fuori tutto, non so che bestia che sia stato. La mattina siamo di tipo un'ora e sentimmo ancora fuori dal canif, e pare un cane. Allora cara che abbiamo detto, per forza, non so il pesce, è un cane che mangia il pesce. Se siamo lì da slodra. Era mia hermana lì del 13, da a caccia. Che mattina mi ha detto meno, mi chiamava meno. Meno cammino conmigo, io vengo via, vengo al canif, ma era buon'ora, oscuro. E lei la cagnetta a server insieme. Siamo arrivati là perché mi credeva. Siamo arrivati là e partì fuori dal canif di corso sta roba. E la cagnetta ha guardato io, ma ben che sta roba la va sull'acqua. Aveva cosa sotto. Ma al fiuto dei cani e manda fuori l'odore da sotto, no? E era sempre la cagna che non era. E ogni tanto ciuff, aveva fuori la testa che ha. L'odra. E la mia hermana encima arriva a 20 metri, 25, prima di buon vedere, Avete fa, e niente. E avanti. Se andava più avanti che era sto spirone delle crove, che ha fatto che ora possibile, e aveva a cana sotto le crove là, stiamo. E veniva fuori, basso con io, come era il pesce che veniva sul canif. Insomma, già sparato un sesto dei cartucci, ma la c'era. la ragia fa. E la cagna, gliela ferivano, e a scagneva che era pure la mossegano, e riusciva a bancare la pacco, e la portava a riva, ma non aveva. La tirava su, la che in mano lui era un uomo che era come lui capì, la veniva confita a un intera, sotto aveva una coda rossa così, sacramento, andava in punta fine come un avo, ha mai visto come che fate? Queste in fotografia. Insomma, ora che sei i signori da Pasqua, qua a fare, era i Pirighi, era in quel tempo anno. Dopo che sei appunto dei Piave, sei in Roma, che sono tanti anni, Tommaseo, i sa che è stato composta sta bestia, a tutti i costi oggi la vende. C'è per la barca, che puoi comprare tipo si cambia, è vera che il cucco che ho da mia hermana.
Addirittura. Sì! Non l'avevo su, l'aria perché era ricordo suo, era uguale. Ah, è una rarità, insomma. Una rarità proprio, una rarità. E che altri? Cosa che avevi da fargli? Bastava che te su e che gli dicessi che poi i fai cacciatori di ori, no? Sti signori. Era un conte, poco pa la mia. E invece erano tutti gli esseri loro che avevano pa la tua. Dopo si mangiava io quando capivo che Era come un era orgoglio suo. Un orgoglio, un Detto, orgoglio. mica come so. era la mangiava tutti questi signori assieme, come così. La camminare insieme. Sì. Perché c'è buona camminare. Se lei già parla sotto acqua, si può mangiare la veglia, no? Una carne come parla Come il di... pesce. E se lei si già parla sotto l'acqua, non si può mangiare da casa. Ah, ho capito. Non può usare la volta. A gasto duplice sia come pesce sia come animale, insomma. Ma la carne è Ma finissima. carne è finissima, Finissima. mica la casacana. Eh. E soprattutto una gran varietà La appena che poteva dire che cosa. dell'ontra. E dopo aveva fiori ovviamente sta lontra, dopo non vi è più scomparsa. Dopo che non mi ricordi di Londra. Mi ricordo che ieri. Ma avrà ben fu fiori o no? Può essere Ma stata... i video che vendono a contemporanei, che vedo le montagne, vedo che bestia. Ma comunque... Comunque mi ricordo, mi porto non suo padre, ma no perché era in casa con me. E aveva un can, e sono in Iglesia, sul fiume in Iglesia, e era un'altra Londra, ma ora era prima che la via dentro aveva avuto 3 anni. E il can scavava lì, sto canale, finché era cattato il buso della Londra. Era se veniva fuori sta Londra, e se lo teneva can e Londra, lo stava in piedi. Me porro un nono, me parla di lo è sporito, e hai un bel limang. Non sai, e io lo sbagliavo con questa bestia. Io era chiamata questa testa di cane, la compagna il cane. Quanto cambia detto che ho da. Io l'ho visto? La faccio- Ostia, quanto che hai visto? Sempre grande, sta lontra. Quanto... Che pesa forte si ha capito. Qui a quanto grande è? Ma la pesassi 12 kg, 12 kg. E poi è unghetta. Lunga, la pigli sì, a cuore era lunga Sacramento. Sotto grossa, come che era una vaca. E andava a venire in punta come che era un sordo. Ah, bella. Sta lontra. Era se il carro del corso alla salita, schiop, cartucci e tutto. E poi mi manda via, mi porta via, schiop, faccio una schioppa. Magni che... Cioè, che mattina ha fatto un bombardamento so grave. Poi non vale, forse... Fatto sparare perché è abbastanza lunga. Ma avete anche qualche altra, non so, magari qualche altra leggenda contro sta lontra che nominava, stai attenti a lontra, non so. No. Ma c'era qualche storia La storia era di venire a casa, non so, un botto di notte, che alle via pie, sentivano quel brumbude dentro sull'acqua, e diceva che era gli spiriti, era una farellone, era il pollo, era l'ultra che lo aveva. Pensa io che è stata lontra. E invece il povero uno diceva no, gli diceva perché fin qua sono in Iglesia, sul fiume in Iglesia. Da quel ponte qua e quel ponte qua si andava a pescare, non era nessun incidente. Qui passava il ponte in Nea de A, sassi, piere, fuoco, intorno quasi agli alberi, vento, addirittura tempesta anche all'inverno, i due scappati. E ha provato ad andare diversi uomini che pareva fossero i piccoli coraggiosi, che in cara i pauri, gli aveva paura. Ma e perché? Che era che roba era? Ma le vedevi davvero o che Io pareva? li vedeva, porca madonna. Ma seguite che lì? Ma poi no. Sulla camaretta da 3 parti stava. Mi era io sì, ho qua a Scaia, che stava il gioco sotto sul sito sai. Gli ho dato un ferro, un tocco di dietro avevo fatto con 4 feriti, già, per mettere il moco della candela, facevano vedere i due. Allora stiamo a portata da mano, anche lui stando indietro quel fasetto da naso, pochi io qui, ma di queste bene abbiamo perché lo vogliamo che sia qui, però non lo stu sto moco. E la notte sito già qua, e viene piccolo un porno, il porno non gliela vera. Che gli dicevano, Corea che te venissi qua, a ste ore qua, a far paura a me ne ora. Poi che papà è andata a banda, e poi mi è andata via sui 3 anni,
4, 3 anni, 4 mi sono. Ormai che fosse morto, era si è accorto che mi, se tu gli hai detto, se deve, questo è due che mi legge, era una, per non hai detto di Sincioniana, noi niente, invece era vero che era. Dopo è venuto il concilio di Trento, che non avevano sapere, ma se non sta, no, era i cavalli, una cavalla, a meglio che era. E mi dormire quel muro, ho testa buttare il muro della cavalla. Qui da che la sera a fare il casino, mi viene cose che con copese un po' non, perché il col, un'ora in sta, un'ora, tutto un galoppo in sta, non si chiama come che si dia galoppo, che i cavalli si galoppo sono stato 5 per 5. Là che era, quindi che si buate, tutte sopra i muri, il casino, le strame, la politica, la cavalla sudata che non è pignata a fiamme. La treccia che si allunga la criniera della cavalla, no? Partendo da un cavo andare che altro, tutte treccette, tutte come che fa che signorine che si vede chi è che fa che robe ha? Viene il prete, la rapita di un voto e parlare, ma mi dice che è che è una gu, e tu sulla scartia e stai, ti senti niente. Cosa l'ho messo? La rapita di Dio benedicta, e un voto di acqua santa. Non sentivo niente. Una sera hai trovati a scherzatori, a 17, 18, 20 anni, e a tirare via e che altro le tornare. Era quando che attaccava a botto di notte e attaccava a tornare, mi sono messo a sticcare. E la bimba portata via, fuori dall'istante della cavalla, della strada. E hai detto stavolta è la volta che viene a vedere chi c'è lei che fa queste robe. Era in 2 ore, fa la porta. E nati 3-4 fuori da Becorè della strada, a vedere se scappava fuori. Chi era che scappava fuori dalla strada? Era d'accordo, la picchiava, brum, verdi a porta, che un colpo di aria, e ha seduto e basta, non ne niente. È uno spirito, era? Spirito. Ma una mano nera era ancora sulla porta la casa nostra. In altri mulini, le giocare tardi che boh, sta lumerietta, che mi ricordo che mi, la cagnetta, la cagnetina bianca che poi è mia nera. A che poi sta roba bianca. Poi dire che i bianchi che ne ha le qua e fino a chiaro. E sto cagnetto ne arriva come segarlo. Chiara se a casa di Timon è caro. Veniva a casa del Monin a scuro e guarda, per comodità, se lo fa anche chiaro in casa. Poi arriva a casa, scherzosamente gli ha detto grazie, su porta un colpo che porta una sacra che se vuole, sta il segno che si di una maniera. Non l'aveva vista? A maniera? E segno, ancora è rimontato dai non Ma so Piave sempre questo? sempre so grave, dai, grave. Queste storie qua me le conta ieri del Piave sempre? Sì, che mi hai detto io contai a lui. Tante volte si limita a contarle, poi se era chi che aveva paura. Quella del nonno suo era sempre su Piave, insomma. Sempre sul Piave. E anche quella da Cavaglia che Qui quella. da cavare, sempre sul Piave. Sempre la vostra casa è. Sempre sulla nostra casa, la striga, lo stesso sulla nostra casa. Qua è striga. E poi uno viene su del Perù, un carro pieno di strame, La bonifica. la bonifica. Quando quella segreta, è la strada bianca che mi sentono, che la vecchietta, la vecchietta della femmina, in mezzo alle morerine, sai le morerine che era di stare una volta, le morerine via. Dico uomo, mettimi su, e cai nell'occhio, come che ti stava ti su di lei. Ma ben caro, ti ricorderai, mi vai in tua sorella, che te lo dico un po' no. Lui è venuto a casa, la sta i cavalli. E si è messo a camminare, bevi nuovo vado, vai a fatti miei, e che cammina dalle 8 a sera, a me alle 9 a sera a camminare fino alle 6 della mattina che sono la Maria a fare, che si a fare. Ma lo veniva e te frego, e detto, nata da un carne in Troia, te frego, e ora, sto contando ancora sta qua. E ora cosa aveva fatto? Era l'inchiesa la ponte dei Piave. Gli devi insegnare quel morse di un cavallo, quel meglio. Intanto che il prete dice che quel discorso che ha, dalle parti avuti di a Cesa, d'accordo con un altro, che attraversa a Cesa. Che l'ha detto che era stato e che a Troia. E a finire la messa, e le 4 no una, dal banco dove era e va solo il carro davanti, non c'è. Prende le valla. E poi no, è andato 3, la gli dire. Bevi, io
era donna, che era morto femmina, aveva avuto 37 anni, 35, 37 anni, e poi non lo là. Perché sta, come si dice, vedo giovane e una figura per via di queste robe delle femmine che la statura che l'ha vista. Strada quel che ti ha fatto, bevi io, non gli hai detto forte, abbiamo bevi io, strada quel che ti ha fatto, strato, è la tenenza, è la figli, che spunta tutta la chiesa, vieni fuori che è mia, fammi che a porca, fammi fuori che una notte intera, dopo un dì di lavoro che ti a morire fuori da lavorare. Strada quel che ti ha fatto, bevi, dai discepoli non ha strada quel che ti ha fatto. Se va dopo la strada, no, che basta conoscere. Non te conosco, io fa bene. Sì. No, fa bene però. Ma non le aveva conosciute prima per la strada, la tipa? No, no, Ma era del paese? ma descubretto, nelle morerine, non l'ha vista. Io di te, io aspetterà. E per che motivo le si è fatto questo dispetto? Chissà perché. Se aveva caro mangia parla nelle morerine, che cosa è? Era zona o vecchia? Dove? Dice che sì, vecchia, ne vede dove, sì. Dopo lì, ieri altro non è tanto, parlavo con prete. Quindi ha fatto... E io ho detto che se la qua. Ma niente, si può qua. Avere una voluta, Sì, mi ricordo. Mi sarebbe portato, credo che sinceramente... ma anzi le meglio, se meglio non creda. Però la malignità esiste. Il malocchio. L'invidia e il malocchio che roba arriva a fare cadere all'individuo. Come che l'alcolista che fa del male alla famiglia. Un embriaco in famiglia fa star male alla famiglia. Sei convinto o no? A sera di nuovo veda. E anche poi là mi ha detto ieri per guardo se in terra, guardo niente. Dopo mi ha come niente, fuse se caga a fiare di fede, dopo se dia avere a fiare di fede, perché sono una compagnia di video. Ma mi non è perché se vuoi fede, perché non acontece niente, perché se ora che finisce di sacramento e di soldi. A mattina mi accorgo che cavalieri in terra da prodigano e vedo un sordo che c'è Dio andare da vicino a un cavaliere e c'è là che fa con questa panza che bacca, sto sordito che bacca, se la bacca la panza per la via. E lui ha detto se vedete morto io su, non devi via. A lui c'è la benedizione contava, sacramento, non chi mi crede la gente. Chi che non vuole credere, chi fa pure manco. Mi ha toccato i fatti e ho visto e basta. Un anno, sacramento, mi tocca dire che sacramento, non so come si fa delle figlie. Se si viene nel fomento con fatica, con le vacche, ma cioè ma che fa, che io i siese, e sì, va se siese, no? Dopo a Pasquale va a che il fomento piccolo. Si va, un po' e vede niente. Ma vede dopo lì, mi vedo una strasina del fomento in terra, sacramento, coro, casa, le cose, chiamo a bicicletta, vai a Don Giuseppe, lo so Don Mario lo so salvarmi dai figli, ma cosa canto che con quei cavalieri, con quei figli, ma se vedessi che disastro, vai, e a me che siamo là, e basta da me altro, non va a casa qui, vai, fin là, neanche a paglia non sta in piedi. Che altro neanche qua. Bisogna anche credere che la persona... mi non so modo di arrivare, capito? Io che sia vuol dire avere i poteri un po'. a questo punto se mi dice che sei così. Mi sarebbe portato a credere, ma se io mi dico... non vi dico che capita da credere, perché dopo nella vita può capitare robe... L'è morto del povero fratello in Estremo Oriente. Come mai? È andato via, prima la lavorai in Francia, dopo le di casa, sarebbe lunga da contare, di casa un ufficiale che era in Estremo Oriente, in Indocina, ora che i francesi che combattevano la guerra. E poi lo fa era dentro alla mensa dei minatori, serviva dentro in mensa, lavorava in mensa, aveva visto sottolato che parlava 3-4 lingue, che sapeva scrivere come un professore, dopo che era preparato, ma era da antica
grande, bravo. E diventa come mi scrive Carla che parte che aveva un tenente che va. Io ho scritto subito, ma non vai a fa. Allora che come tutti quanti, ci mai io a parlare. Per l'ora che lui è morto là, dopo che abbiamo constatato, per l'ora che è morto, i balconi della nostra casa si insegna che era stianta dell'aria, li chiamo tutti. E non ha di qua, Questa casa. su questa qua. E non ha di che è morito al mondo che abbiamo delle disgrazie. Non aspettavo un film, aspettavo 2, aspettavo 3, aspettavo mesi, non si sapeva niente. Ma ieri aveva gente che qua sapeva che è stato la disgrazia del porro fare. Mi si è mai confidato a dirlo, che dopo mi anzi che ho voltato le spalle e quello che ho voltato le spalle per sempre, perché mi era un tipo scherzoso. Mi piaceva da forato, quindi la sera scherzare, lì da bere, paccianare insieme con gli amici. E era molto mio fratello e nessuno mi diceva. Mi fai il pagliasso in giro. Per questo che mi sono un po' ligato con tutti quanti, che così non sa. Allora, restiamo al Piave perché sennò sarebbe massa. E ma vai avanti ancora con Piave. Tipo Massariol che era sempre là sul Piave, non so, era qualche storia che vi contava i vecchi, non so, stai attenti, qualche leggenda, non so, cosa che era là. Io ricordo che era qui in casa nostra, ma gli diceva che adesso Mazzariol che era qui in casa nostra e l'ho vista la mia trecce del cavallo, se 2 volte. Come? L'ho visto? L'ho visto le trecce del cavallo? Sì. Noi abbiamo registrato che Sì. erano. Ma io ero il Massariol, ero il secondo. Sì, Io ero qui, è Mazzariola. Che era il Mazzariola? Ma mi pensavo che fosse uno spirito. No, è uno spirito, ma è Mazzariola, gli diceva. Ma non era rosso il Massariol. E hai detto che è rosso, i miei cugini gli ha visto solo che una gran botta di aria e basta, non ha visto niente. E chi credo che ha visto a cavalli si è inventato. E invece che dice che mi l'ho visto a cavalli, si aveva combattuto un quadro la sua grave, non te lo vedi a cavalli, no? Io mi ho detto piccolino a cavalli, non te lo vedi, non si sapeva. E ora ieri anche che Lucetta che faceva accompagnare. Anche qui fa parte di Mazzariola che roba è, la lumiera gli diceva. La lumiera fa parte del Mazzarioli. Perché se vuoi fare combattere vecchi, le fa pure, ti fa capare. Cos'è sto Massariol? Questo Mazzarioli. Io non l'avevo mai visto, ovviamente il No, mica sei tuo. Capito? Sei tu che stavano che dormì e mi giocavano via. Io dormivo con la parete da vicino. Ya sta, i cavalli. E sentia che lei patapon proprio come che fossi la cavalleria. Non so che si insognasse. No, no, ostia, no. Che a porra bestia, me porro che a porra bestia la coppa. Io dormivo insieme a persone. Sì. Ma quello che mi ricavai a tanto. E che a volte che appunto mi diceva che mi aveva raccontato che aveva visto che io avevo fatto paura, che era sembra che suo nonno, così Sì. era vero. E gli era suo fratello, suo porro fratello. Aveva visto uno spirito, suo Suo fratello. porro fratello. Era tanto che gli era morto. Dunque mi pare una roba così che era morto là avanti. Da poco. Sì. Chi che parla di sparare di asseata. Hai parlato proprio? Sì, si parla. Ma non aveva paura invece, diciamo suo E nonno. poi non ho paura. No? Parlava così tranquillo? Sì, perché sai, sai in partita che veniva in diverse parti e si deve essere robe. E poi altre storie oltre che il Massariol, cioè che era qualche altra leggenda, non so chi contava, quando che facevi fio, qualche racconto che io è rimasto impresso che era CEO. Mi ricordo che ora la donna boreale, ma che non era chi raccontasse, era la donna boreale. Come l'avevi vista? De notte, ma diciamo sta, Eh. tutti a milioni una volta, sai, si vedeva bassi perché che vedesse accusa. Beh, Becconè la sta, e mi metto un grosso parente per poco sta. E che ora sarà stato? Sarà stato alle 10 e 11 di notte. Ma è stato un fatto che ne ha parlato anche i giornali? Ne ha Lui parlato. l'altro che giornali, Ah, sta bene. l'aurora boreale, che è venuta nel 31, 32, che io so dire che era la data perché mi pare che era il 29 e il 29 che Mi ha fatto impressione, insomma. è l'impressione, e sarà nato, non era le statistiche come che adesso, che poi avere ma morti, e manicomio sarà andato a centinaia di migliaia E che in stagione era, ha detto? dell'inverno. Sì, che gennaio, febbraio, marzo. Dunque ieri in sta, ieri i primi fiori che facevamo in sta, è stato in gennaio.
in novembre. No, in dicembre sarà stato. In dicembre perché se ne stai a dentro sono gli anni là, Mario, se ne stai cioè è caldo come adesso, era differentissimo. Ma su sto fiore, oltre a giocare così, non vi contavi qualche storia? E mi contava Pangianaia, non sì che mi ricordo altro, tante Pangianaie, tante basette, tanti imperatori. Beh, oltre le bersette, non so, sempre storie, leggende, fiabe, diciamo, racconti. Le femmine che ha trovato un uomo con una gamba di Bergamo, a casa di Bergamo, con qui era Pin, così due case come si pare fusionate da parte di qui del Ring, e sul mezzo vedeva Azzara, non sul mezzo. Azzara è come se fosse da qua che era il Ring. L'hanno messa le femmine la mattina, prima mattina, che c'è un uomo con un piede in cima, che a casa ha, e un piede in cima a sta casa qua, ma non è che io vedo una, io vedo tutte. Come fa? Io vedo tutti sto uomo. E da Spagna e torna in Rio, ne passa sotto le gambe del uomo, quelli di me in casa. Tutti tornano in Rio. Tornano in Rio, io che gli uomini, gli uomini non vedo bene. Fate sempre imbriache, fate se piene di zucca, fate se così, fate se così. Tornano a Rio e ore, io torno a vedere ancora da nuovo. E io ne anche a Bergamo. A Bordi, Balde, bianche dei capelli, e diventare giovane, per sparmare. E chi è il uomo? Chi lo sa chi era? E poi se magari che fidato Tizio che era morto prima, poco tempo prima. E dopo altre storie del genere? Forse mi veniva fuori un'altra volta, ma adesso... Quando me ne ero vedere anche la fotografia che diceva che aveva? Tieni fuori la fotografia di Bo, che vedi i Bo, ma quel dopo. Il boh e Cosa veniva fuori? Cosa veniva fuori? Niente? non gli potuto vivere. No, poi mia viva che se veniva sui fiori, erano 12 persone, erano i vecchi, erano le suocera e mia cognata, non Che so dove cosa. No, non posso Per carità, poi che qua viene una persona 10 anni fa, o 15 anni fa che veniva qua. Che ha letto no, si se le chiama a mia buona mamma. A vive fin che aveva 83 anni. E era via 70, 68, 69, 70. no, non aveva più 70. No, Io vivo in altri 10-11 anni. Sono calata di cascare. Io era una singola, non so. No, era un uomo, era un maresciallo. sì. Ma era un maresciallo, in pensione. Io, mi pare male. Era per morire, ma tu dici che là sono vendiva. E che già qui era questo potere. Sacramento, ciò. Anche E voi, io sa ricordare il punto di morte. torno- Poi alle morte. Mezzo perché si io no, però non lo vedo, mi imbroglia lì però. Ognuno la casa. Sapevo lì. Ma non è mai vita. Voi ormai. No, fermo è. Sarami. No, dopo sarà bocca, no. Ma finisce di dire a mezzateria che era dura la faccenda qua. qua erano in 12 persone, Complessivamente sua famiglia. sì, era mia cognata, con due fioi, in quattro, Suo fratello insomma, sì, un altro co. sì, un altro cuore, e mio e lui con 3 fioi, 4 fioi, come si poteva vivere? 22 campi. Con però. 22 cambi, sì, ma erano a mezzateria, Metà. Non era la possibilità di togliere il quarto in più. sì, Non riuscì a No, togliere. perché che carattere non si dirà. e i doveci, Le fare via figura non vi paroli. È suo, piuttosto io con i nuovi. e le fioi per ordine che veniva su, ma Peroni, via, chi eri sti peroni? Il primo tempo era un cercare da Torino. Dopo che legava in duo ai lupo la maestra Venezia, Toniato. che tuttora il commendatore Gino Cavalieri, Cavalieri, Sì, che mi era morta. Gino Cavalieri, l'attore, anche lui come andava.
Perché una volta che era in conseguenza del terzo fiore e mi ha risposto a me, che fa pagare, che a te la pagare, e mi ha detto, cosa ti sei tu pensato? Ha detto, cosa sei pensato? Un altro figlio. Sacramento, non era mia, non sono mai io a mandare all'ultimo mi mantiene, dico, sarà buon mio mantenere. E poi dico, è facile che mi abbia fiori, perché se ogni notte dico, scusi una qualche volta del giorno indietro assieme, e è facile che fuori i fiori, quindi. Io ho dormito anche 7, no, con una notte 7 donne, ma non per 7 sere, lui no. Sì, volgarmente, Sì. ma non per 7 sere, dico, io se non sempre con lo seminario. Perché era, questa me la devo conservare, credo. Me l'hai data giusta. Tirava fuori anche... Per ordine chi veniva su grandi, i fiori, andava a lavorare. E ora abbiamo sempre dovuto... altri dopo, perché no, bevo prima. Così. Abbiamo dovuto lavorare altri dopo, perché dopo mia cugna con i 3 fiori, gli è nati fuori. Siamo restati in altri. Sempre tanto Qui dov'è? Ecco, e ora? La mattina che era a sto stagione qua, che andava a buttare via solo per i cambi, che non era in macchine, a man, portava via ma stai amiche, veniva ma stai solo, e lui camminava per i cambi a Spandala, e finalmente dalle scie, 5:30, scie mattina, buon'ora, e finalmente alle 8 e 9, che dopo scommissia a Moara Brosa, erano poi più andare a buttare via. Finché era duro. Prima che sole, io che se venivo. Perché se no si pastava? E se brucia le foglie di formento se ne fa. Già se desfea. Non un quintale, 8, 10 quintali, 9, 10, 8, 9, 10 quintali, sono affari di ore. E passava. La macchina. E passava. Io mi portavo sempre Mastè e vi sempre sotto. 7 campi di formento li passava a tutti. Dove? Che non c'era nessuno che era bravura qua la monoma che era lì. Quindi ci domandiamo come hanno fatto. Quando la buttava via. Guarda che formento bel carica. Quando la buttava via. Veniva bello poi. Se veniva bello. Mi ero invidiato anche da tutti intorno qua per quello. Perché chi che quando cambi di terra, i fai manco formento così. Manco formento, manco. Non dico da vantarmi mica sia stato il meglio da qua, ma era il meglio della zona di Vandica. Perché veniva la manata di voi avete che concime che buttare via. E mi chiede che fuori i sacchi. Quando fa che sa Sacramento. Che aveva un po'... Sì, era io. Solo era una delle vendemmie a 40 giorni a venne massa. In seguito. Sì. 780, 710 mi dai di una. Chiamavi opere ora? Non mi è massa. No, tanto, perché non era massa non era scheda a pagare. Via liquidato un po' fratello. E ieri morestai come che ieri morestai e ora ma se che erano già lavorare tanto come i matti dopo che rimetti un po' una bagnava, una suda come che era e avanti e sotto e via e dopo quando c'è una certa età si sente comunque ero ancora per riposarsi no per carità non dico niente anche la via vostra roba la vostra terra il nostro se mi fai l'idea perché massa questi massa quelli poi che ne merite auto queste vite mi lo voglio dammi se mi si da poco 7 anni quelli da poco danno anni anche 7 anni ormai che siamo usi bravi penso mi vedo siamo nei fiori da tutti i generi ho visto gli ultimi anni che era tornata l'ultima menavera che veniva dopo sto piave che di feri a cani dei cani in teoria ogni pin perché veniva dopo di anni di montagna tutti in forcasai con di giorni io ho visto ieri attaccare quei cani in testa gli metteva i primi e dopo su Alberi sì ma e solo le alzate di chi era con questi stanghi era la banda altra che veniva in canagli venivano prima di quelli erano i barconi mesi c'erano i barconi trasportava cementi trasportava
a stesso ai legnami, e che era a Corteaso, che poi viviava per Venezia, Bulan, Ciola, che vanno le hanno. Nei barconi di va solo fin quassù. Non ho i barconi che era di via, di Ostia. Sì. Quei muri un po', era i trodi di il piave. Quelle corde, Fin dove arrivavi su? non so se andasse fino a Nervesa, fino dove arriva il piave, poi forse di Nervesa. Che si viene a vedere, era una qua che era acqua alta però. Sì, sì. Ma in quel tempo era in canale abbastanza da venire, era sempre acqua Ostia. Ma esattere? Lui si ricorda solo che questo fatto. Mi Quanto ricordo, larghe eri? Ostia, larghe, sono state larghe 50 metri, 40-50 metri. Le chietasse dei legnami che venivano che aveva paura. Insieme E quante persone erano? su si vedeva che qui degli uomini. Insieme. Sì. Cantea, i fiaschi di vini, vedeva, mi ricordo, ieri era montata la mano un po' rubare, un po' non. Li adoperava come trasporto anche delle persone magari? Oltre che No, qui era personale, ha detto i lavori di scarico e carico. Le farta satra e le scaricare a Corteaso, che poteva via a Corteaso. Ma i tronchi quanto alti andavi sulla zattera? Mi via puntati perché andavano sotto. Si vedeva alti, non so, adesso ero piccolo, ma si vedeva alti come un uomo mezzo uomini. Perché se carica per sola, ma lui si impianta sull'acqua. Se gli era massa, non è che toccare fondi, non so quanti, tanti Ma veniva di seguito 2 o 3 zattere di io spiro, il partia in spiro, in convoglio? Sì. Se attaccare, una attaccava a Rio mezza Chiaro, giornata, passava una mezza giornata. continuamente mezza giornata, adesso perché dopo il basso poi gli doveva remare, quando avanti, dopo il piave, toccava magari alta marea, e ma lì che tendeva che non aveva. Lo manda più fuori, allora gli remava, via dei paesi si chiama, no, più dei paesi della sua parte. Così. Ma era qualcuno della sua famiglia che lavorava su questa Per roba? porre uno che lavora tanto, Con i zatteri. con le altre. Come facevi? Cosa lavoravi? Lui tirava sui barconi e gli aiutava a fare le altre. Guarda, ne facevi? Da lì come? Alto. Montagna? Montagna. E andavi su anche io? Con cosa E andavi? conoscevi i paesi, a piedi era in su. A piedi in su. Si portava via poi da Bustogar in un sacchetto e da lì si faceva. Io e chi andavi? Che mi ricordo mi era entre lui, Porolio, Bergamo, che tanti anni che volevo vedere, e un Lorenzo. Era in tre di noi che andava. De Ponte. Io era De Ponte di Chiave. Ma poi non era da Ponte, che era da Negrizia. Non mi vedi. Sì, perché se vedi sì, Ponte che era da Negrizia. Allora i Ciapani andava su a piedi. E andava su a Fin piedi. dove? Per Aroe, dove andava? Dove erano i primi boschi che mi vedevi qua Sul Cadore? sul calore. Cioè, Marco gli dice sempre che i zatteri le faceva per Arolo di Cadore? Per Arolo. Oppure a Agordo, Bribano? No, prima si fermava, no, per Arolo e dopo. E i primi, qui stavano si fermava primi. I primi si Agordo, Ah, la zona di Agordo. Quelli che pensò da Agordo, Bribano. Bribano. Serico Bribano. Serico Bribano. Ecco, fino là andava. Dove? Fino là andava. E in giù quelli da Agordo, E veniva dai da cordevoli. Andava fino là. Fino là, a piedi, partiva lui a casa Savo. E ora conoscevi qualche dun, ieri organizzai da una squadra, cioè... Era un capo che era un tagliabosco, che era Soparon, che era. Allora era indipendente, anche i tipi là che era dipendente. E andava su alle luni, mettiamo a domenica. Era bene veniva a casa. Ma neanche partiva, doveva essere tornare su. Ma essere lui sono loro. A piedi. A piedi. Non facevi fra tutte le strade. Ma io feia sempre di piave, non mi serviva nella strada lì. Ah, sì? Sempre di piave, hanno quei cavalli. Quei cavalli, se non sbaglio. Per forza che gli erano i cavalli, sì, quei cavalli. Era Siori o era nelle cavalli? Signori, se no cosa lavoravi? E poi stava al cavallo. E là che era la mia, questo cavallo. E dopo dai veniva solo, E poi dai via, quei zatteri. scusate. Se ricordo che contava come ti faceva, non so. Quando si fermavi, dove si fermavi, no? Fermasse mai lui era in piave, era in viaio. Mai fermasse. Da Serico Bribana veniva... Sono diretti, sempre sono diretti quel carico su. Sì. Sì, sì. Qui io ho fatto il carico. Là è una specie di lago morto di sera, che gli vedi i tronchi di capelli da sera. E la in via,
Ieri adesso voi la Moarghi, Cos'è se vuoi? dai, sta là per passare per Paratoia. il Malia. Ah sì? Eh sì, Dove eri se vuoi? non so se è stata a Sedico o no, che pure state, non mi ricordo perché io che non posso dire tanta memoria, perché se ti richiede quando si vede i fiori in volta poi era sempre solo, ma non mi ricordo Ogni tanto io vedo ste buone, insomma. se queste serie, voi in sera chi li vede i amici? Serre o seghe? No, Perché io vengo a seghe per segarli, sì. perché i veniva da segare. Sì. Lui via a catastali, Una volta segai, veniva anche dopo preparare i paradate, o no? si sa, Veniva in sera. Eh, Io anche i suoi spartitori, non li ha spartiti legno. cosa devi spartire? Adesso un secondo che una cavalletta alta, i metterai però proprio insieme. E un tiro per sotto e un tiro per sopra a una lama. Come un secondo, altro che gli dice spartito, quel che spartisce legno, senza fatica, l'uomo in piedi insieme cammina. Come che gli vede che sei, adesso che Per segarli, insomma. passa galli, ti a fare i fettoni, perché gli delle richieste di fare i fettoni, so a chiesa a Bulan che vanno vedendo che lei servizio con legno. Gli ordinea, come gli vediamo, si intieri se segaino. E da partire dal sedico e veniva fin basso. Sì. Ma Imprese, no? E non si fermava, no? Mi pare di aver letto che si Ma fermava a mi- Falzè, a Nervese. Ah, ieri sono tappe, Che vedi sott'appe. so, i varabui mi piano, so, posso dire, so che anche se frega che i capelli lo insieme a Scuola... Sadra. Che capanne si faceva? E gli bastia su i sacchi del sacramento, fate andare sotto, se veniva qualche travata piova, e si imparai. E anche di tempi là, gli stessi che poi la roba che sai a scusa, non mi ricordo come dire, trame, era la trame. Sì. Sì. E sempre con questi bastoni, da cosa erano i bastoni? Quelli... Sì, per fare i nervanti, aste. le chimpiniti che si sveglia. Lui ha... Sì, lo vedo buona. Lo vedo buona, no, altro che per noi, era pieni di buoni, anche dei lunghi che muoia, perché quando chi viene a parlare sui cantoni, lui era roba lunga. La corrente, cosa diceva che era sta corrente? Non era ripida delle volte il piano. Io trovai ripido da Susegana e venire San Bortolo, Il piano. se la io trovai che correva forte, infatti anche adesso si vede che la corre. Cosa facevi in sti casi? E si accura. E si accura. E lui si vedeva una sciata, ma poi non si a fase. E ma gli viveva sempre, la sua vita gli passava a fare che mestiere là. Era contento? Insomma? Non era pericolo, Ma lui non mi ricordi che si è fatto male. era detto? No, erano lavoratori come pese, perché non gli abitavano come pese che aveva. Per esempio all'inverno gli inferni tanto lavoro. All'inverno gli inferni tanto lavorare perché mancava l'acqua come che dicevo con gli asso, però mi camminava. Camminava forte dopo una piave, ora quando che sia a sesta che vai a secca, a 6 mesi, so che il periodo là, gli via tagliare le gname per già. Se aveva chi aveva parlato solo, e fai i carichi, non aveva solo. Si iniziava a ghetto continuo tutta la nata. E cosa facevi quando non lavorava? Quindi si guasti, per fare niente, Anche suo nonno. anche una buona non Quello che dopo lui aveva sentito parlare, Sì, ero quello, sì. E lui è suo barba, suo fratello, suo zio. suo zio. Cavalli, ma cosa gli dice che ti ha fatto cavalli? La prima volta che mi dice per chi mi stile, no? O quando gli devi andare in Perù a Torre Groll, fuoco, a Torre Groll o qui si via per andare sulla via. Capito che è il mul gratis. Insomma, queste zattere così te me dice. Sì, là ti chiamavo, io non posso dire che è stato meglio perché ora che ha funzionato mago 15 anni, quindi prima. Sì, erano ancora questi vecchiotti che Sì, sono... era- Guardate due vecchiotti, ieri su chi sei, che mi diceva che aveva 80 anni. Uno era da Pentore. Ma cosa ieri? Era stata ieri ancora? No, sto qua, era un capo disattor, prima avevo fatto dopo 10 anni in aria per questa mano.
Come se ne dice durante la prima guerra, ha fatto la guerra di via Cosello a Libia, sì. via. Io mando via di 9 anni a giocare agli vicini di Serena perché aveva detto all'estrema tua. Perché un po' come lei prendi niente, ora cosa sono andato non si la cara por non lo fregare. ma insomma non mi ha saputo tante robe Di Asatra non so dire che proprio tanto di Asatra. So che dopo in seguito si sentiva sempre dire finché passare Asatra non c'era questi disordini. Finché passare Asatra che passavano altri con Asatra non c'era alberi, a piave era Dio sul destino, veniva fuori tutti questi affari. Ecco. ma c'è stato chi ha smesso Esatere, qui che ha fatto la diga alto, io ho sentito di perché ha smesso Esatere. Non so dire la c'è stata partita della diga che manca l'acqua. L'hai detto mai sentito dire? No, se là non lo ricordi. Non lo ricordi. Io se io magari mesi mi dice fuori qualche camion. Non mi ricordo il camion che ero Lucaini, si vedeva stato fuori all'esterno delle robe che aveva davanti di un granaio, una banda, si vedeva come un carenone grosso sugli assi del camion, grom, lì trasportava gli anni subito. Oh. E qua a Ponte del Piave che era un porto, che era qualcosa, che era una fermata, un attracco dei Esatere, delle barche, qualcosa. Neanche quello con i ricordi del video. No, non ho ricordi di video neanche quello. Vabbè. Qua al ponte del Piave, sull'entrata del ponte, l'ha fatto Mussolini a Gran Speron. Che se volete stavamo vicino al ponte. Vabbè, mi diceva che il suo nonno a proposito adesso mi viene in mente che passava di qua e di là delle Piave durante la guerra. Sì, portava la staffetta per conto di chi era? per conto degli italiani. E perché proprio per conto degli italiani? Perché lui, la vitella era del Piave. E i tedeschi erano incasati con uno. E lui vedeva tutti i movimenti che faceva i tedeschi. Sì, ma perché cioè, io... Uno spirito suo, lui è un certo Gherotto, che sta di la sua storia, sui vostri libri si troverà Iandro. Non si male? Iandro, svegliato a medaglie, Lorenzon e D'Avanzo, Sono davanti a cosa? Giuseppe. E faceva proprio sta staffetta, per sì, sua volontà così. Sì, sua portava informazioni. Sì. E le portava Allora che i tedeschi adesso gli ha immaginato una tassa di bombe, che pareva un paio di bombe, a del punto che ne via, quattro cannonari nostri, fece qua fuori tutto, no? 3-6 a Piave, i tedeschi, quei fari che correvano io. In quel tempo i ultimamente il Piave era la rivalta, perché gli buona l'acqua, da sola, i che aperto fuori lì da sola, faccia poi i tedeschi dentro lo tirano. E il Piave sta tagliando. E ora che era sai di che ora... in quel tempo era sì che cioè, il Piave io ho aperto apposta che avevo da pagare i tedeschi. Dove lo hai detto? Da sola di coso, come si chiama? Buschi, che parte alto, super sedico. Da sola alto, sedico, i banchi, io adesso vai, non che era in casa, l'acqua. E lui ripartiva, i tedeschi che sbagliavano, è stato in 4-5 ore dove il Piave mangiava a terra, sconti sotto quei tedeschi, fanno qui, prende i tagli previsti, siamo previsti. E poi siamo via con una rama di veghi e di vimini che aveva in testa, il pianeta, e portivi nella rivolta. E era anche stagione fredda e era ormai. E non gli ha feia. Era diplomi, porno, no? Era diplomi, Non dica più. no bigliette, e medaglie del poro pare per stare basta. Fotografie, ricordi nel video di bambino, o sempre sei niente, ma che roba a fuori, sempre sei. Sta fritta, seria, sta fritta. Boh, vedo che adesso... Sì, Mino non samurai altro, cosa dirla, anche perché dopo lo vai a dire Marie. No, su Esatere fa molta fatica a trovare, bisogna che andasse su verso... Quando secondo Iuse passa a Esatere? Fino a quanto? Che anno era che l'ha visto io Esatere? Lì le ho viste da 6 anni, 24 e 6 e 30, fino al 28 e 30 penso che sia passato come Esatere. Esatere di Legname. Legni, vigneto sono legni per chiave. Sì, perché io ho visti, mi ricordo che era Boggia che la mano al poro pare e vedeva sti gnami di vigneto. E la orea al poro, non lo conosco. Ancora? Sì, la orea per lui. Che classe ieri sono?
Dunque, mio povero papà era del 99 e lo avuto che lui aveva 30 anni, adesso io che fai i conti. 30 anni, era nel 69? Suo nonno che avevo suo papà, quando credo aveva 30 anni, suo papà è nato nel 99, 30 anni prima, nel 69. Nel 69, nel 69, 70. E lavorava ancora a 60 anni? Sì, lavorava in Medianoia. E il piglio era all'orto. L'orto non è detto che era su una sera, poi io alla sera da lì, la io che vestì una sera con tutto. Io non dico caldo. Io non dico caldo. Alla contea sempre. Vedi, non ti chiamo da lì solo. E lui era sempre in attività. È fatta lì. Si vede piccolini, fatta lì in attività. E tu assumi un treno della cucina, sai, cucina, una volta della casa che non finia qui. E lui veniva sempre in questa attività. Sempre solo. Perché non mi abitavo così. Perché lui poi ha fatto però una casa che era più vecchio di quanti. E che sa fare la padronanza a suoi hermani. Sì, immaginar come il Verderami. La il Verderami ti sacchi come era la confessione, la quintale, sacchi la quintale, no? Ma gli era grosso e io aveva tanto tempo mettendo in acqua perché se si oliesse, perché venisse buono da irrorare lì, da pomparsi, ma era a presa sempre i contadini qui all'orario sono presa ti ostiano mai piano a gran parte e adesso lo portava là a raffinarlo perché non erano ancora i mesi che io vendevo a raffinare e adesso andava a sto moino gritti, che chiamavano i gritti ma il Verderame è diventata come una farina si portava a casa e un attimo non era da fare. Ma avevi una moia? La mola del cimento, io però appunto posso farlo via là. Era una apposta per Mi penso di sì. Sì. Tutti qua della zona che andavi là. Chi che era caro farlo fin sì, ma era qualcuno che aveva paura e io andava all'istante che dopo quando era más a perdere di grado, perdere di grado, non so, se viene sull'umido, se viene una roba così. E immaginavi anche qualcos'altro che io sappi oltre che Verderame? Dunque la masna bodui. Bodui sono dunque farina e formento. Ottimo, ora mi conte dell'episodio che ha saltato per aria. Dunque, sto qua era un uomo che gli piaceva andare a Ferro Vecchio, di due piave, e trovava diverse bombe. Dopo che altra guerra si parla? Sempre dopo la guerra del 15-18, era nel 36 precisamente quell'anno. Fatto sta che con le trovava lui si arrangiava anche a smontare, era una specie di come si chiama? Artificiere. Di artificiere, ma per conto suo, operava martelli, massa e scrapelli a sotto bombe. E a un certo punto... Dove che aveva imparato questo mestiere? Per conto suo. E era sentato a Gifio insieme a sto 149, la bomba a 149, che batteva per smontarla. A un certo punto sentimmo un gran botto, una gran canonata, e vedevo sta barra di fumo andare per aria, e siamo corsi tutti i familiari, erano tante aree per me, e gli era su una boschetta che era di stroperi, di stropioi, che chiamano. E l'anno dell'uno era sta niente, solo che strasse, tocchi di carne alla mano, tocchi di carne alla chiara. Come si chiamava? Si chiamava, gli chiamava il Poro Martorell. Il Poro Martorell? Martorell. E di nome? Di cognome non mi ricordo altro, se fosse stato un Tegun. Ma si chiamava il Martorell, no? E era giovane o anziano? Era avuto 30 anni. Sì, 30-35 anni. Non aveva fatto la guerra praticamente? No, non aveva fatto la guerra qui di gioco. E si arrangiava così? Si arrangiava così a desfare bombe, per vendere, per fare ferro, per cavare gli esplosivi. Come va? Con l'esplosivo dopo gli faceva bombette per fare il pesce sul piave. E le vendevi ora? E vendeva che cosa si chiama? L'esplosivo. Si chiamava Caschei. Perché era un certo commercio? Ostia sì, era un certo commercio. Dopo un altro stesso, ne parlo non so che l'anno era. Ma insomma era su quel periodo, era un altro che io a Ponte delle Piave, che io si chiamava Pericle,
Pericle di cognome, anche là, Tocchi, De cognome o de nome Pericle? Pericle di cognome, E de nome? Soprannome? il soprannome non mi ricordo altro, io ero fratelli, uno che sta senza a manco un Dio solo, E quello come e quello che era battendo lo stesso aveva. sempre queste bombe del calibro? Sempre calibro con bombe grosse, a gran parte schiopava essendo i sigli tedesco, era i tedeschi che sparava, quindi era pericoloso. Perché? Perché là a svidare per il culo, e là in svidare per il culo, c'è meno bandiere per il culo, per Dio, non per la punta. E perché ora era più pericoloso? Perché i tedeschi lavoravano con quattro materiali per pericoloso. Gli italiani invece va a smontare per la punta. Mica aveva un po' fratello e smontava la caduca era piombo. E sei morto sempre? No, però fratello non è morto qua a tempo, solo lui. E io le smontava come ora? Qui che si vedeva che era a piombo, Da cosa si vedeva? si vedeva perché sua punta, sua sua punta, e che aveva lo spessore di, cosa che dicevi, no alluminio, sì, alluminio, e si vedeva un pochettino corroso quel tempo alluminio. E allora si vede che era la parete di piombo, e dentro che era i suoi 20 kg di parete di piombo, e poi era nera. E era pericoloso però? No, qui la piombo non era pericoloso. Chi era pericoloso era 105 Tedesco? e 149, sì. Tu vedo tedesco? No, 149 italiano, 105 tedesco. E 149 c'è di diametro? Cosa No, vuol qui dire? lungo. Di lunghezza, 1,49 m? No, di diametro 149. E sarà alto 60 kg. D'altezza? Sì. E di diametro? Di diametro 14 centimetri. 149. 14 centimetri, ora quanto? 149, che diametro deve? No, non posso dire così, è il titolo del calibro del 149. Non me ne intendo, quindi mi informerò. E c'è un che sa di 149. Ma ora l'abilità era il 149 Che se il nostro italiano svidava da davanti, davanti, da di sopra, da sopra, e il tedesco da sotto, da sotto. il 105. 105 tedesco, Però era più pericoloso. più pericolosissimo ora, pericolosissimo. Quando che noi vedevamo a tornare sotterrare, quando trovavamo sui campi noi, a tornare sotterrare, perché qui voleva spaccare con del plastico, perché metteva, gli faceva sentarsi, ma che là via fuori a tiricieri. Quando che si denunciava che era che bombe là, era via fuori ai genio, ai tiricieri, Apposta. gli faceva sentare lui. E i miei sei scagliano lì, si sentiva su, si vedeva bene. Ecco, ho capito. E vabbè, ora siamo per la guerra, ma che altro episodio che mi diceva del loro industriale che era stato male. Siamo soliti sì, e cambiare terra se ne erano Qua, sempre qua. Sempre qua. Ormai Enrico. sì. E mia moglie a carica i rimorchi di Bae, che è qua, come che fosse lì, e si parte da basso e si va alto. Ho fatto una riga, 6 righe di Bae, si va sul rimorchio, alto. Mi faceva una gran fatica a buttare su queste Bae. Era recentemente 2 anni fa, 3 ore, poi vai. No, sarà anche... Niente. No, 10, mi era manco. 10, Come si chiama la moglie? Milena. Del 79 Sì, a terra. 10 anni. Sì, sarà come 10 anni. E che avevi già in Beatrice poi Fenua? No, nostra. No. C'è mandato in Bayern. E no, tutto questo film intero. 200 Bayern di film. Studia, a un certo punto non avevo più niente, casco intera. Da basso? Sì, senza fiato, casco intera. E alla sera sera mi chiama, mi sento che mi chiama, ma non so come rispondere. Era mi sono portato fuori da rimorchio 4-5 metri che a me vedesse pian pianino mi sono rampegato mi ero perso. Mi sono pregato fuori e a me vanno. E sapete paura? Perché non mi viene a fianco? Perché a volte più piano, state allarmare. E più pianetto così mi sono venuto su, mi sono sentato sul trattore e ho detto sta ferma là e più pianetto sono in cava lì. E farmaceutici, sai come? Bravo è stata. Cosa avevi? Ferma là.
da tesa dei 9 righe vai, 9 righe. 9 righe, era 140 vai di stravoio, carica. Che stagione era? Era in primi di giugno, a metà di giugno, Secondo taglio? secondo taglio, a metà di giugno era. Ma scherzo? alto. In mezzo ai campi qua. Basso non poteva fare un salto, non poteva fare un salto. Un'altra volta mi ha toccato. E dopo cosa fare? Ne veniva veniva uno qua. Perché ora c'era il treno chiaro, e ora le veniva in casa. A chiamare un uomo e me l'ha messo sotto a cavare la macchina dai rimorchio. E l'ha affrontata sotto i bai, la sotto i bai, e mi hanno sono sicura insieme alla macchina. Vabbè, avanti. No, perché adesso non si fa, no, sicuro. Stava Mañana la gioventù adesso mi fa. neanche a contare perché è stata una stupidata. Sono andato a parlare fuori il film di Vigneti, che ho un flocon, per farlo fuori a Grumi, no? E sotto il film che riscontro a donna, sa la donna da te. Ho sentito nominare, non ho mai Una visto. specie di un grande sordo, solo che si chiama fuori, no? E mi salta fuori la donna, piuttosto che avevo che salta fuori, ferma la macchina, salta su e corre di Dio. Come che fosse un cane che corre di Dio la donna, mi pareva di chiapparla. Ma so quel che corre di Dio, che a me mi fiò che era a casa. E chiamando e corra via, a fermare perché mi correva più via. A se fermare e era qua, a un certo punto, come io via. Senza fare completamente. Casco intera, nessuno che mi ha sentito, nessuno che mi ha visto. E dopo da intera vengo su, mi picco, che è tutto sbagliato, mi picco a una vita, le compagne che ha, per rilassarmi, per poter respirare. Niente. Mi viene in mente che il dottor mi ha detto che c'era le robe là, state respirare intera, ma sarà stata là 20 minuti. Non mi viene più il fiato, morto secco, porta di mura. Io non combinare medico.